Interventi mirati per ridurre al minimo il rischio idrogeologico. Carasco si prepara così alla stagione invernale con lavori di rinforzo degli argini fluviali. A giugno erano iniziati quelli sulla sponda sinistra, guardando verso il mare del torrente Sturla, nei pressi del nuovo ponte, finanziati con 1 milione di euro dalla Protezione Civile. È stato terminati i lavori mettendo dei massi enormi, cementificati come ci ha chiesto e ci ha dettato il piano di bacino, e siamo andati a chiudere la finestra in località Pian di Rocco, dove ci sono delle fabbriche, era quella che aveva creato la criticità nell'alluvione del 2014. Altro intervento di rinforzo in zona Rivarola, sulla scogliera che contiene Lentella, dove i lavori sono stati interrotti per lo status di sito di interesse comunitario, in virtù della fauna ittica presente nel torrente. Abbiamo iniziato a rimettere a posto la scogliera che si era ammalorata nel 2011 con delle risorse dall'accisa della benzina. La Regione Liguria ci ha stanziato 280.000 euro, ce ne mancano ancora 220 per finire l'opera. Abbiamo fatto il primo lotto, ora dovremo terminarlo perché siamo stati obbligati a sospendere in quanto lì essendo zona SIC per salvaguardare la fauna ittica, e speriamo di riprenderlo qua a settembre prima che inizi la stagione delle piogge. L'ufficio tecnico del comune ha anche fatto una richiesta alla regione di 100.000 euro da utilizzare per la pulizia degli argini. Abbiamo constatato che ci sono tanti arbusti e tante piante che stanno rendendo difficile il deflusso delle acque. È un lavoro importante e urgente da fare perché si sta avvicinando l'inverno e abbiamo paura che succedano di nuovo gli eventi che si erano verificati nel 2014. Noi purtroppo siamo un comune che siamo in confluenza con 3 torrenti, Sturla, Graveglia e Lavagna, che poi diventa Lentella, e abbiamo visto che ci sono un grande piante che stanno creando delle criticità